Buongiorno a tutti, benvenuti a questo breve corso di formazione sulla didattica del contatto. Io sono Irina Cavaillon, sono un'insegnante di lingua straniera inglese. Ho imparato anche lo sloveno, quale lingua di confine, parleremo tra poco su che cosa siano queste lingue di confine, e sono anche ricercatrice nel campo della didattica delle lingue. Mi sono specializzata proprio sulla didattica dell'insegnamento delle lingue di confine. Allora, questa è solo la prima lezione, in qualche modo, che offriremo attraverso questo corso di formazione. Ne seguiranno altre 6, ognuna è dedicata a una tematica specifica, a una problematica legata a questa didattica. La didattica del contatto che qui proponiamo è stata usata, applicata nell'ambito del progetto transfrontaliero Interreg Educa 2, e abbiamo avuto la possibilità di realizzare un'intera unità di apprendimento usando questa didattica del contatto. Ma quindi, che cos'è la didattica del contatto? La didattica del contatto si rivolge a scuole, classi, che sono situate lungo un confine nazionale e dove viene impartita l'insegnamento della lingua cosiddetta di confine, ovvero la lingua del vicino. Si rivolge soprattutto a ragazzi degli ultimi anni delle scuole elementari in Italia, questo veramente vuol dire delle scuole medie inferiori, e in Slovenia per le scuole invece per gli ultimi anni della scuola elementare. Si parla di una fascia di età che va dagli 11 ai 16. Questa didattica si propone specificamente per queste lingue in questo caso, ma effettivamente è una didattica che vorrebbe potersi proporre per tutte quelle situazioni di confine, perché ha la grande potenzialità di poter far imparare la lingua ai ragazzi attraverso i contatti, come si vedrà, sia virtuali che dal vero, grazie alla vicinanza geografica delle scuole e dei ragazzi che frequentano le scuole. Ancora più ampliamente ci farebbe piacere pensare che questa didattica possa venire applicata anche per delle lingue che poi alla fine tanto vicine non sono geograficamente, ma attraverso la comunicazione virtuale sono sicuramente ravvicinate o ravvicinabili, e adesso con molta progettualità europea non è escluso che si possa comunque far incontrare delle classi anche se non vivono in una zona di vicinanza geografica. Ecco, questa didattica del contatto offre l'apprendimento della lingua attraverso dei moduli cosiddetti di didattica del contatto che durano tra le 6 e le 8 settimane. Questo, vedremo, dipende molto dall'organizzazione delle scuole, che chiaramente si differenzia tra un paese e l'altro. E durante queste 6-8 settimane i ragazzi hanno la possibilità e anche il dovere di contattarsi, di incontrarsi virtualmente e anche fisicamente. L'incontro virtuale consiste essenzialmente in videochiamate organizzate di gruppo inizialmente e una sessione chat che segue immediatamente l'incontro virtuale. L'incontro dal vero si realizza attraverso una giornata dedicata alla visita di una delle due scuole, e tanto più che il modulo di didattica del contatto è consigliato che si possa realizzare 2 volte all'anno, in modo che si possa per ogni modulo andare a visitare una scuola che partecipa. Allora, nella didattica del contatto principalmente sono i contatti protagonisti, ovvero i ragazzi che si contattano, ma anche il territorio ha un valore, ha una funzione molto importante, perché l'apprendimento della lingua avviene
contestualizzato molto nel suo territorio, vengono valorizzate le funzioni della lingua come strumento di conoscenza del territorio e territorio come strumento per poter potenziare l'apprendimento linguistico. La cornice teorica di questo approccio è molto complessa, molto ampia. Si è partiti dal voler rispondere a una domanda essenzialmente sociolinguistica, cioè come poter avvicinare i ragazzi che imparano le lingue di confine, che imparano una lingua del vicino in una situazione di vicinanza geografica, come possono impararla meglio, in modo più motivato. Però si è visto anche la necessità poi di andare ad indagare anche altri campi, quello della psicologia delle relazioni per esempio in modo importante, capire come gli adolescenti si approcciano a un apprendimento linguistico o come socializzano per esempio anche in una situazione cross-culturale. Molti gli studi interculturali che ci hanno aiutato a definire questa cornice teorica, molti documenti europei che riguardano l'educazione plurilingue essenzialmente, però diciamo così le teorie principali, quelle che più hanno ispirato, sono queste che potete vedere, sono teorie sociali molto famose. La prima è questa contact hypothesis di Alport e Pettigrew, che sostiene che il contatto tra gruppi etnici diversi non deve assolutamente essere lasciato al caso, ovvero ha necessità di essere introdotto con una metodologia particolare. Ecco. Un altro concetto importante per questo approccio didattico è quello dell'integrativeness di Gardner, che l'ha applicato all'acquisizione delle lingue, in cui sostiene questa integrativeness è quella parte della parte più motivazionale nell'apprendimento linguistico legato al desiderio di incontrare la cultura e le persone che parlano la lingua che vado ad apprendere. Ecco, è un concetto importante perché dà una valenza assolutamente di integrazione all'apprendimento linguistico e non solo un apprendimento strumentale per fare delle cose con la lingua. Altro concetto importantissimo è quello della sensibilità interculturale, che non è così una sensibilità naive, è un livello di comprensione dell'altro, un avvicinarsi a un'empatia culturale che anche segue degli stadi precisi e a cui possiamo avvicinare i ragazzi osservando i loro comportamenti in queste varie fasi. Per ultimo qui ho indicato un testo di Michael Byron, che è un linguista che si è occupato essenzialmente di educazione interculturale nell'apprendimento linguistico ed è stato molto ispirante. È un vecchio testo ormai, però tratta in modo particolare gli incontri tra ragazzi che parlano gli uni la lingua degli altri e quindi l'apprendimento linguistico attraverso questi scambi, queste visite. Nella cornice teorica, per quanto riguarda le teorie dell'apprendimento, in modo importante dobbiamo dire che si tratta di un approccio contestualizzato nel costruttivismo o nel sociocostruttivismo, dove è valorizzato il lavorare insieme, cooperativo, ma soprattutto il co-costruire, cioè nulla è dato, ma i ragazzi partecipano a questo apprendimento con le loro idee, con le loro proposte e con questo approccio appunto di scoperta e non di prendo quello che mi dici che è, voglio vedere, verificare se effettivamente queste cose che mi vieni a dire sono possibili. Ed è chiaramente un approccio possibile solo perché è molto esperienziale, i ragazzi fanno vere esperienze di lingua.